sfiorerà i 13 milioni di quintali la produzione di uva nel Veneto nel 2018. Questo si sta dicendo in questo momento a Veneto Agricoltura, dove si tengono le previsioni vendemmiali, il terzo incontro del trittico vitivinicolo ormai famoso in tutta Italia alla 44esima edizione. Ci sono altre notizie importantissime per quanto riguarda la vendemmia, andiamo a sentirle dai protagonisti. Sì, rispetto all'anno scorso, dove l'annata vitivinicola è stata un po' funestata dai eventi climatici come la siccità e le gelate tardive, quest'anno invece la stagione è stata una stagione dal punto di vista climatico molto buona, e quindi abbiamo delle previsioni buone anche sulla produzione, in cui il Veneto, con le sue 30.700 imprese vitivinicole e i suoi quasi 100.000 ettari a vigneto, si conferma la prima regione per produzione vitivinicola d'Italia con più del 35%, e anche per l'export. Ricordo a tutti che noi siamo la quarta nazione del mondo come Veneto per export di vino. La crescita dell'esportazione ha superato i 2 miliardi di euro per quanto riguarda il Veneto verso l'estero. I paesi principali sono gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, l'Inghilterra sicuramente, e il Veneto ha una posizione dominante. Dopo la Francia, l'Italia e la Spagna c'è il Veneto, quindi è una posizione sicuramente importante. Quest'anno, visto che le produzioni dovrebbero essere sicuramente più importanti rispetto all'anno scorso, contiamo anche di fare meglio.